Benvenuti amici di Pomeriggio Special su Io Compro Siciliano. Ben ritornati nella mia rubrica special e con ospiti special. Felice di essere qui con voi anche questo pomeriggio. Vi ricordo la rubrica settimanale da lunedì al venerdì. Lunedì la cucina dei ricordi a cura dello chef Mariano Carbonetti. Martedì nutrizione e benessere e proprio ieri abbiamo parlato di tecniche di rilassamento e meditazione. Mercoledì lo sport e salute, giovedì moda e tendenze e venerdì i viaggi di Io Compro Siciliano. Vi ricordo, miei cari amici, di andare a visitare il più grande marketplace made in Sicily, www.iocomprosiciliano.it. Portate così in casa la Sicilia, la nostra fantastica Sicilia. Ma iniziamo subito con la rubrica di oggi, lo sport e salute. Per iniziare vi parlo del mare, attraverso le sue profondità misteriose, i pericoli che nasconde, la sua enorme vastità ha affascinato sempre noi esseri umani. E oggi abbiamo qui con noi un ospite d'eccezione che ha fatto del mare un'ispirazione di vita. Sergio Davì è presidente dell'associazione Ciuri Ciuri Mare, dedita ad avventure estreme in gommone, di porto escursionistico, nonché formazione in ambito nautico. Qui con noi chiamiamo Sergio Davì. Eccomi, ciao, come va? Innanzitutto ti vedo lanciatissima questa sera. Esatto Sergio, sono contentissima di avere qui con noi un ospite special su questa rubrica di Pomeriggio Special. Come va? Bene, bene, non è la prima volta con Io Compro Siciliano, è la prima volta con te e sono sempre, come dire, pronto a collaborare con voi. Prontissimo. Ai tuoi, come li dobbiamo chiamare? Amici di Io Compro Siciliano. Amici di Io Compro Siciliano. Oppure amici special. Inoltre voglio continuare la tua appunto introduzione dicendo che è un gommonauta esperto di navigazione oceanica e ideatore e comandante di ben 5 imprese nautiche di portata mondiale che hanno segnato indelebilmente il mondo della nautica, scrivendo il suo nome nella storia. Sergio. Se lo dici tu. È proprio così Sergio. Complimenti da parte mia e di tutto lo staff di Io Compro Siciliano e di tutti i nostri amici che ci seguono. Io vorrei subito iniziare a scaldare un po' i motori con la prima domanda che penso si chiedono un po' tutti quando leggono la tua storia. Vorrei sapere come mai questo spirito avventuriero e chi ti ha trasmesso questa passione? Allora, nella realtà spesso le passioni non sono soltanto trasmesse, è come se sono nel DNA. Questo lo vedo perché, per esempio, mio figlio non ha la mia stessa passione, quindi io non gliel'ho trasmessa e non ce l'ha neanche nel DNA. Ma io avevo la passione, sicuramente di mio padre, l'amore verso il mare. E questa casa al mare che avevamo vicino Casteldaccia ci dava l'opportunità, aprendo un cancelletto, di andare direttamente al mare, no? Una piccola spiaggetta. E io, piccolissimo, pian pianino andavo al mare, dove avevo una piccola barchetta che nella realtà era dei miei fratelli, mi allontanavo di 6-7 anni, ma giusto 10 metri dalla battigia, con mia madre con 2 occhi così che mi guardava dal balcone di casa, e come ancora utilizzavo una pietra e con una piccola cimetta davo fondo, mi fermavo proprio a 10 metri ed era già la mia prima traversata dalla battigia ai primi 10 metri. I primi 10 metri. Cosa voglio dire? Che insomma è normale che la passione che ti guida nella vita. Io ho avuto sempre la passione per il mare e in particolare per i gommoni, è una cosa un po' strana, ma per i gommoni perché li ho sempre amati, mi piacciono, è un po' come la Jeep per andare nel deserto, per intenderci. Quindi, bene. Tutto è nato da lì, quindi anche un po' tuo papà. Quindi. Bene. Ecco, io inizio subito perché so che nel 2010 è accaduto qualcosa, un nuovo capitolo della tua vita. C'è stata una svolta. Raccontaci.
Allora, io ho sempre fatto il rappresentante e insomma, intorno al 2008 le cose non andavano benissimo. Continuavo a fare ormai da anni, da parecchi anni, lo skipper, facevo lo skipper da tanto tempo. Però d'inverno poi le cose insomma non andavano tanto bene, avevo qualche trasferimento, insomma non è stato un periodo meraviglioso. Nel 2009 un mio cliente di Amsterdam mi ha detto, ma tu col gommone riesci a venire su ad Amsterdam? Io ho detto, secondo me sì. Da lì è nata questa idea e da emerito sconosciuto nel mondo della nautica iniziai a cercare i primi sponsor. E poi nel 2010 ho fatto la mia prima traversata invernale, che è stata appunto la Palermo-Amsterdam, che è stata forse la traversata più fredda che io ho fatto, malgrado come latitudine è stata inferiore a quella di Capo Nord. Che ne parleremo. Ha creato una perturbazione o comunque un periodo di gelo tra il nord della Francia e il sud della Gran Bretagna, dove gelò tutto e praticamente hanno chiuso tutti gli aeroporti, le autostrade chiuse. Io proprio in quel momento passavo dal canale La Manica per andare a Brighton e con una temperatura di circa meno 5 gradi. Bene, che coraggio Sergio! Che freddo più che altro. Che freddo e che coraggio! E per quante ore sei andato, la tua prima traversata è stata con il gommone? Magari sì, c'è il nome, puoi elencarci. Sono tutte in gommone e poi con gommoni diversi. Con gommoni diversi. Ogni traversata con gommoni diversi. Io lancerei a questo punto, un po' per gli amici di Io Compro Siciliano che ci stanno seguendo, un contributo video davvero interessante. Vai! Una buona giornata da un posto assolutamente incredibile, la Groenlandia. Guardate che spettacolo unico. Siamo sono circondato da ghiacciai e c'è un silenzio incredibile. Non dimenticate che siamo in Groenlandia, dove credo che gli abitanti dell'intera Groenlandia sono quanto un paesino in Italia. 27 ore che sono in navigazione, è stata veramente forse una delle navigazioni più difficili, forse possiamo anche dire sino ad ora la più difficile che mi sia mai capitata in tutta la mia vita, perché la presenza di iceberg. Here, he's almost here, underneath the bridge, coming up. Siamo al centro del ponte, al tuo traverso preciso, bianchi, grandi. Eccoci davanti alla Statua della Libertà. And lui. That's him. We just got the confirmative. Sergio Davi, all the way from Sicily. Impossibile ormeggiare. He's gonna bring pane e panelle. Allora vi raccomando, perché più tardi faccio una diretta tranquilla, perché qui insomma fare le dirette a mare da solo non è facile, lì c'è la barca con... His wife hasn't seen him in 3 months. I haven't seen him in 48 years. Eccoci,
whatsoever. Eccoci qui, ritornati. Dopo... Il Palermo New York. Quella era la voce di mia moglie. Questo video l'ha fatto quando sono arrivato a New York. Ed eri con tua moglie, quindi? No, mia moglie era a bordo di questo cabinato dove c'era l'operatore, e lei mi aspettava a New York, è arrivato ovviamente comodamente in aereo, e avevamo l'appuntamento sotto il Palazzo delle Nazioni Unite, a mare. Quindi... Avevate calcolato le ore? Cioè, avevi chiamato tua moglie, gli avevi detto già quante ore erano previste? Sì, gli avevo dato comunicazione dell'orario. Io nella realtà sono arrivato molto in anticipo, perché quel giorno è stato un giorno particolare. Dovevo fare poche miglia, circa una cinquantina di miglia, e mi ero fermato. Io sono arrivato il 12 di settembre e sono arrivato dal Canada negli Stati Uniti il 10 di settembre, la prima tappa. Ovviamente mi sono fermato per via dell'11 settembre, che è un giorno ovviamente molto triste per tutto il mondo, ma ti lascio immaginare particolarmente triste negli Stati Uniti, e mi sono fermato, tra le altre cose, mettendo anche la bandiera sia italiana che americana a mezz'asta a bordo del gommone. È venuta poi la polizia a, ringraziarmi di questo, di questo gesto, perché ci siamo messi a chiacchierare. Insomma, è un giorno molto triste. Esatto. E l'indomani, quando poi avevo visto che il tempo era quasi perfetto, cambiava nel pomeriggio, quando io iniziai a navigare per andare verso New York, un po' la fretta, un po' il fatto che quella notte non ho veramente chiuso occhio, sono partito molto presto, ma sono arrivato in maniera velocissima a New York. Quindi sono arrivato in anticipo, ho dovuto rallentare, Insomma, dettagli. Ma io voglio chiederti, questa missione come si chiama? Di cui questa di New York Ice Rib Challenge. Il titolo proprio lo crei tu, oppure attraverso i tuoi sponsor insieme progettati? No, nella realtà lo creo io. Mi diverte insieme al mio team, ovviamente. Ice Rib Challenge è intuibile, c'è il ghiaccio, c'è appunto l'avventura. RIB è praticamente un acronimo di Rigid Inflatable Boat, quindi i nuovi, fra virgolette, gommoni che sono con la struttura rigida e la parte del tubolare morbida, come normalmente i gommoni hanno, ed è l'acronimo internazionale mondiale. Quindi Ice Rib Challenge, quella del Brasile Ocean Rib Experience, e così via. Poi c'è anche la NORCAP Rib Mission. NORCAP Mission, che è Capo Nord nel 2012. Ok, raccontiamo ai nostri amici di Io Compro Siciliano quella missione che hai fatto nel 2012, se non erro. Raccontaci proprio i dettagli, cioè dalla preparazione. Allora, quella è stata la mia seconda missione, ed è stata anche una missione fatta con un gommone molto più piccolo. Quindi 8 metri. 8 metri. Ed è esattamente un gommone che noi utilizziamo per andare a farci il bagno a Mondello. Era totalmente aperto, aveva un tip-top giusto per mettere le antenne, 4 cose, e lì è stata veramente una grande avventura, perché salire in latitudine sino a Capo Nord, quello che noi definiamo il tetto del mondo. Calcoli che come latitudine siamo molto alti, perché siamo al 71 e rotti, quasi al 72esimo di parallelo, quindi siamo ben oltre il circolo polare artico che inizia al 66esimo. Lì anche quella è stata veramente una grandissima avventura, dove non sono mancate i momenti molto difficili. I problemini. Nel canale La Manica, per tutta una serie di motivi legati alla corrente, legata al vento, ho preso in pieno un'onda che mi ha causato un problema molto serio. Mi sono ingavonato e praticamente mi sono letteralmente messo con la prua dentro l'acqua.
sono cadute le cose a mare, ho perso tutto il bagaglio, ho rotto il parabrezza, l'operatore che avevo a bordo è caduto, si è fatto insomma, un po' male, i motori si sono spenti, quindi sono dovuto ritornare indietro, tutta una serie di problemi e così via. Mi si sono smagnetizzate tutte le carte e il bancomat a Den Helder in Olanda. Ho praticamente poggiato il portafoglio vicino al radar e mi ha flashato tutte le carte. Sono rimasto per una settimana senza neanche un centesimo, non riuscivo neanche né a pagare né a prelevare un solo centesimo. Poi ho risolto in maniera diversa. Ma il cellulare anche l'avevi perso oppure sei riuscito comunque a metterti in contatto? No, il cellulare era conservato, ma il cellulare in mare aperto non serve, solo il telefono non funziona. Ecco, nemmeno a riuscire Il telefono satellitare si utilizza appunto a mare, che è l'unico che ti riesce a dare, tranne quando non sei vicino alla costa. Quindi con la tua famiglia, cioè, che è consapevole che affronti tutte queste ore di viaggio, sono diciamo che mia moglie è la mia prima sostenitrice, perché non ho capito perché poi organizza le feste con le amiche e allora mi manda, no, a parte lo scherzo, nella realtà se non hai qualcuno che a casa ti dà una mano non vai da nessuna parte, ma anche ecco. Nel senso che non mi crea peso quando io sono in viaggio, questo è molto molto importante. Ma anzi è stimolante, ti fa affrontare, ecco perché tutta questa energia. Mi arrivano le belle notizie, non mi arrivano, non so, le cose magari non belle, i piccoli problemi, cerca di non trasferirmeli. E questo è fondamentale per stare con la mente abbastanza tranquilla. Ecco perché, come ti accennavo prima durante la presentazione, io sono seguito da un mental coach che è Paolo Lohner, che oltre a essere il mio coach è anche un mio carissimo amico, che fa con me un lavoro eccezionale, perché nella realtà la sola sua presenza anche telefonica mi rincuora sempre. Abbiamo questo rapporto molto carino che mi aiuta veramente a stare bene mentalmente, che è fondamentale. È la prima cosa. Ma quindi c'è tutta una preparazione? C'è tutta una preparazione atletica, mentale? C'è una preparazione atletica. Allora, nella realtà io non sono un atleta, ma è normale che prima delle traversate inizio a fare per esempio delle lunghe camminate giornalmente, la mattina presto inizio a prepararmi fisicamente, inizio ovviamente a mangiare meno, perdo qualche chilo, non tantissimo perché poi durante la traversata fisiologicamente li perdi come per magia, un po' per la stanchezza, un po' perché non dormi, un po' perché comunque sciupi veramente un'infinità di calorie. E calcolati che essendo anche l'organizzatore abitualmente salgo veramente già molto stanco. Quindi questo è da prendere in considerazione. Ma io voglio chiederti ancora di queste traversate, quella del 2015 che so che è stata una sfida pazzesca. Quella del 2015 è quando io ho avuto, allora io ho provato 2 volte ad andare in Brasile. Nel 2015 c'è stata una disavventura molto importante che mi ha anche insegnato tantissimo. Io dico sempre, si impara molto più dalle disavventure che non dai successi. Lì a Lanzarote ho avuto un brutto incendio a bordo e ho dovuto dare il Mayday. Per fortuna l'incendio è stato spento, è andato tutto ok, però era tutto completamente fuori uso e ho dovuto annullare la missione. Insomma, lì poi c'è stata tutta una procedura particolare, far rientrare il gommone in Italia, insomma, tutta una serie di cose. Rientrato in Italia dopo un paio di mesi ho ricominciato a lavorare e poi nel 2017 sono partito e finalmente ho raggiunto il mio sogno, che è stato quello di arrivare in Brasile attraversando tutto l'Oceano Atlantico, scendendo prima a Capo Verde, poi da Capo Verde andando in Brasile e poi insomma arrivando a Recife. Bene, ma
tutte queste imprese ti hanno valso, oltre che comunque il ringraziamento da parte dei tuoi corregionali, anche dei riconoscimenti, vero? Sì. Magari ce ne vuoi elencare qualcuno? Ma allora, sicuramente 3 riconoscimenti del CONI che mi hanno riempito di orgoglio. Poi riconoscimenti vari da parte di associazioni e riviste internazionali. Per esempio, io ho degli sponsor molto importanti, uno di questi è la Suzuki. Il rapporto negli anni è cresciuto, mentre io ero sponsorizzato, non so, da Suzuki Italia, adesso la mia sponsorizzazione, io sono testimone mondiale Marine del gruppo Suzuki per tutto il mondo, con questa associazione tra l'Italia e la sede centrale di Suzuki che è a Yamamatsu in Giappone, e così anche per altri sponsor. Quindi diciamo, poi fondamentalmente sono diventato portavoce dei loghi che porto con me un po' in tutto il mondo. Saloni, fiere, eventi, cosa nel 2020 è stato un dramma, perché sono riuscito a fare nel 2020 poca roba. Io ero a Miami a febbraio quando è scoppiato il coronavirus. Rientrando da Miami sono andato direttamente in Turchia, a Istanbul, c'era un altro salone, ma sono rientrato dalla Turchia, mi pare, il 24 e il 23 di febbraio, che già dopo qualche giorno stavano iniziando a bloccare tutto, e quindi poi... Ci siamo trovati in questa brutta situazione. Tutto il mondo, pensa che ancora in mondiale. Lockdown, quindi insomma... Eh sì, Sergio, ma adesso io voglio chiederti una domanda che mi sorge spontanea, cioè voglio sapere, ma quali emozioni provi quando sei sul gommone, i pensieri? Allora, spiegare le emozioni è sempre una cosa difficile, perché come ti avevo già accennato prima, è la passione che ti guida. Diciamo che come emozioni vivi emozioni di ogni tipo, dall'emozione positiva anche all'emozione di paura che ci sta. Io lo dico sempre e lo ripeterò sempre: io ho paura del mare, nel senso che ho questo grande rispetto per il mare, e le mie sfide non sono mai con il mare, ma sono sempre con me stesso. Questo io lo dico e lo ripeto sempre. Le emozioni sono la bellezza dei luoghi. Io dico, abitualmente le mie avventure si dividono in 3 fasi. Prima una fase di preparazione, dove io immagino, guardo e studio posti e luoghi dove magari non sono stato precedentemente, dove non ho mai navigato. Poi, quando parto e vado in questi luoghi, alla fine del mio viaggio faccio le differenze fra quello che ho visto e ho sognato e la realtà. E questo mi diverte molto, perché tante volte tante cose che immagino sono molto vicine alla realtà, perché io sono anche un po' un visionario, sono uno sognatore. Da sempre, da quando sono piccola, alle elementari, i miei amici si ricordano di me perché mentre gli altri giocavano solo con le figurine dei calciatori che io amavo e che avevo, io contemporaneamente mi occupavo di fantascienza, leggevo i libri di Giulio Verne. Bravi, già. Un po' diverso, già ero sognatore e visionario fin da piccolo. Bene Sergio, ma qual è stata l'avventura più rischiosa fino ai giorni nostri, e quella invece che è stata più facile per te? Allora, facile, forse perché sono tutti figli miei, ti dico nessuna. Perché nella realtà è vero, facile non c'è stato nulla, non c'è mai stato niente, non ti regala niente nessuno. Nel mio piccolo, anzi, spesso la gente ti rema contro, non nelle persone con cui collaboriamo, ma si vive in un mondo in cui la gente ti dice: ma perché fai questo, ma perché fai quell'altro, e così via. Nella realtà noi creiamo una micro impresa, anche economica, dando nel nostro piccolo, creando delle fasi fondamentali, un aiuto a quella che può essere la ricerca. Io ho collaborato con l'Università di Palermo, ho collaborato col CNR, ho collaborato con l'Istituto Zooprofilattico, ho collaborato un po' con tanti enti,
facendo delle ricerche varie, dalle microplastiche alla preparazione fisica, alcune ricerche di biologia, tanta roba. Quindi diciamo sono sempre a disposizione della scienza e della ricerca, e questo mi riempie di orgoglio. Provo e testo apparecchiature che i normali diportisti e non, e i comandanti di yacht, si ritroveranno a bordo molto probabilmente fra un anno e mezzo. Quindi sono anche, come dire, test per quanto riguarda alcune apparecchiature che abitualmente oggi monto io per testarle, domani le monterà chi nella realtà le deve utilizzare normalmente. E poi muoviamo una piccola economia che nel suo piccolo muove anche un pochettino di denaro, perché no? E quindi questo è importante. Fra sponsorizzazioni, situazioni varie, quello e quell'altro, un po' di lavoro riusciamo anche... Non ti manca il lavoro. No, il lavoro, guarda, C'è assolutamente. tantissimo proprio da fare. Guarda, è una cosa veramente invece c'è tutto uno studio, come ci stai Ieri spiegando. sono rientrato da Milano ieri pomeriggio. Lo so. E Raccontiamo. sono rientrato ieri pomeriggio perché io praticamente ogni settimana sono fuori, anche durante il lockdown continuavo a partire, continuo a partire, adesso mi sono fermato perché abbiamo, come dire, ci siamo avviati verso il nuovo anno e quindi verso la nuova avventura. E ieri abbiamo scelto i colori del nuovo gommone, alcune caratteristiche e così via. E sarà così sino a quando non si partirà per la nuova missione, che si chiama Ocean to Ocean. Un attimo solo, questa nuova missione la raccontiamo subito dopo aver letto qualche commento, quindi teniamola presente, leggiamo, salutiamo i nostri amici di Io Compro Siciliano, dalla regia vediamo qualche commentino. Bucchieri Salvo, buonasera a tutti dalla Francia. Ciao Salvo, tantissimi saluti dalla nostra Sicilia. Vediamo qualcos'altro. Daniele Gambino, buonasera a tutti, buonasera Daniele da parte nostra. Continuiamo a vedere qualcos'altro. Allora, Katiuska Falbo, bellissima Norma, buonasera a te, buon pomeriggio special, un grandissimo abbraccio al grande uomo, grande sportivo, grande eccellenza siciliana, grande amico di Io Compro Siciliano, Sergio Davi. Ed ecco, infatti Katiuska, siamo proprio, sono d'accordo proprio con te, infatti sto sognando con questa intervista. Marzia Monreale, buonasera Norma, un saluto al nostro super avventuroso ospite. Che video pazzesco. Aspetta subito dopo, Sorbello Salvatore, un abbraccio Sergio. No, sono tutti amici pagati, tutti amici pagati, ho fatto un bonifico oggi pomeriggio. No, tutta verità perché è proprio così, cioè io penso anche tutti quelli che sono a casa stanno sognando, infatti hai tantissimo coraggio, hai coraggio proprio da vendere e poi la passione che si intravede è tantissima. Grazie mille. Veramente. Comunque continua a raccontarci l'ultima missione e poi anche perché come dire il regista taglia poi perché voglio dire il tempo vola. Abbiamo l'ultima allora, l'ultima missione, sto lavorando alla Ocean to Ocean, l'ho presentato, ho fatto una micro presentazione a Genova e dal prossimo anno inizieranno tutta una serie di presentazioni varie, il piano editoriale nella realtà ancora non è, lo cambiamo continuamente per via degli eventi. Esatto. Avevamo previsto tante cose, non le abbiamo potute fare. La Ocean to Ocean non è altro che la Palermo-Los Angeles, passando dal canale di Panama, attraversando tutto l'oceano e andando prima alle Galapagos, dove andrò in pieno Oceano Pacifico a girare un documentario, per poi ritornare in Messico e poi salire per gli Stati Uniti e quindi per Los Angeles, dette in maniera, come dire, poverissima e molto, molto veloce. Si chiama Ocean to Ocean perché unisce i due oceani, l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico.
Pacifico. Ma per questa ci sarà veramente tanto tempo per poterne parlare. Bene Sergio, sicuramente ci sarà una prossima intervista perché hai tantissimo da raccontare. Io adesso devo chiudere con la diretta poiché siamo arrivati a conclusione. Ringrazio la regia Paolo Gatto e alla redazione Marzia Monreale e tutto lo staff di O Compro Siciliano, tutti gli ascoltatori. Vi aspetto domani alle ore 18 con Pomeriggio Special e non mancate l'appuntamento di Katiuska alle ore 12. Grazie Sergio di essere stato con noi. Ciao a tutti! Ciao!